Allora, dottoressa, un'altra tematica che emerge molto, ed è quindi anche un vostro ruolo, riuscire a conciliare sport come inclusione e quindi fattore aggregante che fa superare anche la diversità di genere. Anche questa fa parte delle sfide, no, degli psicologi dello sport. Eh sì, è una grande sfida, peraltro mi fa piacere questa domanda perché questo scorso weekend noi abbiamo come ordine degli psicologi del Veneto, abbiamo sostenuto Ragazze nel pallone, che è una manifestazione tutta al femminile, la più grande manifestazione d'Europa al femminile, quindi quanto è importante sostenere la parità di genere anche nello sport, perché ci sono veramente delle differenze importanti ed è molto complessa, perché non riguarda solo la partecipazione delle donne allo sport, ma anche la partecipazione delle donne in ruoli dirigenziali, di leadership all'interno delle federazioni, la diffusione mediatica, e quindi che comporta anche una minore sponsorizzazione dello sport al femminile, quindi certo, c'è tanto lavoro da fare. Però può essere un motivo per superare questi ostacoli. Bisogna, secondo me, essere come sempre uniti, quindi dare voce. Per quello è stato importante, secondo me, anche la nostra presenza ad un evento nazionale di questa caratura, di questo livello, proprio per dire noi ci siamo. Cioè... Sì, infatti. Quindi, adesso mi viene in mente, prima che eravamo un attimo fuori onda, nelle certe discipline sportive dove sono chieste alte prestazioni alle atlete, parliamo sempre al femminile, per lo più giovanissime atlete, vengono rimproverate, riprese, è stato dato anche uno schiaffo una volta, famoso schiaffo a un atleta perché non aveva ottenuto il risultato che tutti si aspettavano. Non vengono quindi trattate adeguatamente, questo va a compromettere l'equilibrio psicologico proprio delle atlete stesse, oltre al fatto a provocare anche problemi con l'anoressia, forme di bulimia, perché poi c'è tutto un mondo che si va a smuovere, in crisi di identità, e la famiglia che molte volte non è tanto assente, ma non è neanche messa a conoscenza di tutto quello che succede in questi ambiti, che sono ambiti quasi a sé stanti dal mondo, dalla società civile, dove invece poi la persona, anche la giovane atleta, dovrebbe vivere. Qui un ruolo importantissimo l'avrebbe la dimensione psicologica e il supporto psicologico, il fatto che entri proprio a viva forza una persona anche fuori dall'ambiente per aiutare queste persone, queste atlete. Assolutamente sì, parlavamo anche prima dell'importanza che noi possiamo avere come professionisti come supporto anche agli allenatori, ai coach, no? Quindi supervisionare un po' anche come vengono comunicate le cose alle atlete. Poi ci sono anche degli sport, delle discipline sportive dove è importante mantenere un peso forma, per cui se sfori questo peso anche di 200 grammi vieni magari deriso, ma anche dalle atlete, quindi lì subentrano sì delle altre complicanze anche a livello psicologico, dell'amenorrea, quindi anche un disconoscere la propria femminilità, no? Quindi il proprio corpo che cambia, per cui è molto importante che la nostra figura venga valorizzata, come dicevo prima, in tutti gli ambiti sportivi, dagli ambiti dilettanti fino poi ovviamente alle federazioni, alle squadre. Che meccanismo scatta in questi casi qui, per lo più in queste ragazze che incominciano ad avere questi squilibri importanti? Perché sembra quasi un fil rouge, no? un elemento comune in storie diverse, in persone diverse. Scatta, intanto come dicevo prima, sono sport dove bisogna avere intanto una certa disciplina e mantenere
un certo peso, forma. Quindi è imprescindibile dallo sport che si pratica questo, condizione sine qua non. Sì. Quindi già quello ci fa capire. Quindi ci sono degli allenamenti veramente massacranti sul gesto tecnico, per cui se tu non hai, che poi anche questa cosa qua è stata sfatata. Sì, è stato infatti ridimensionato il numero di ore, se non sbaglio. È stato ridimensionato, ma è stata sfatata anche da un'atleta statunitense molto famosa che ha fatto coming out nella ginnastica artistica. Sì. E che veniva, diciamo, presa di mira per il suo peso, perché era oltre quello che ritenevano un peso, tra virgolette, consentito per quella disciplina. E lei invece ha dimostrato che in realtà, anche se si sfora di tot chili, si ha comunque una prestazione ottimale. Sono venuti fuori dei video molto belli e importanti su YouTube su questa atleta statunitense. È un discorso veramente complesso, perché poi c'è anche appunto l'identità, no? Quindi quanto mi sento femmina, perché quando andiamo a dire all'atleta non evidenziare le forme, quindi la magrezza porta a questo alla fine, no? Un'estrema magrezza porta a non evidenziare le forme, c'è anche poi un'identità di genere e anche una, come si dice, un'alimentazione dopo che viene completamente sballata, quindi se hanno problemi alimentari, bulimia, anoressia, è una situazione molto complessa. Che poi il tipo di alimentazione condiziona anche la testa, cioè l'umore stesso e la reattività della persona. Vi siete mai trovate davanti a situazioni in cui la persona non riusciva a fare certi passaggi anche positivi perché aveva un'alimentazione troppo restrittiva o limitativa? Sì, mi sono trovata con atleti che non si alimentavano correttamente, ma riprendo il discorso che abbiamo fatto prima, anche con un'alimentazione non corretta, perché magari avevano anche delle... Quindi non assimilavano certe sostanze. Non assimilavano certe sostanze, sì. Quindi questo diventa anche importante. Sempre l'attività dello psicologo, quanto importante è quando si deve lasciare l'attività agonistica, l'attività sportiva, perché tanti hanno poi un crollo psicologico. È molto importante, c'è una preparazione che si fa molto prima, no? All'abbandono della carriera sportiva. Qua parliamo di atleti d'élite. L'anno scorso, qualche tempo fa, abbiamo visto anche Serena Williams, quindi quanto che lei appunto ha detto apertamente che è seguita da un collega, da uno psicologo, che ha fatto proprio un percorso proprio per prepararsi, no? All'abbandono della carriera sportiva. Perché? Perché quando si è abituato ad avere allenamenti di 5-6 ore tutti i giorni e ad avere una certa routine, poi dopo cambiare all'improvviso è un qualcosa che sballa e destabilizza la nostra routine, quindi bisogna essere pronti a riempire la nostra vita con altre cose, altrimenti si rischia veramente di amplificare delle altre problematiche. Sì, perché poi abbiamo tantissime figure, anche atlete nostre, connazionali, che hanno anche per raggiunti limiti di età, per scelte che hanno fatto, hanno lasciato l'attività agonistica, dedicandosi poi ad altro. Però comunque il passaggio tutte in qualche modo fanno capire che non è stato completamente indolore. In Italia c'è un supporto sufficiente dal punto di vista organizzativo in tutte le squadre oppure negli individuali, eccetera, per supportare nelle varie fasi del percorso dell'atleta, l'atleta stesso, come avviene all'estero, oppure no? In Italia, a mio parere, c'è ancora tanto lavoro da fare. Intanto molto spesso, parlo per mia esperienza, vengo chiamata dal singolo atleta. Quindi bisogna far passare l'importanza del nostro messaggio anche a tutte le società sportive, a tutte le federazioni. Per cui c'è ancora tanto lavoro da fare e c'è anche tanto da spiegare sulla nostra professione, quindi molto spesso mi dicono ma io ho chiamato un mental coach, quindi molti mi dicono ma io il mental coach non me ne faccio niente allo psicologo dello sport, perché mica ho problemi, quindi anche lì bisogna chiarire
quali sono i limiti, no? Perché è diverso mental coach da psicologo dello sport. È diverso, c'è un percorso formativo completamente diverso. Diciamo che se lei fa un percorso di un weekend o di qualche settimana di mental coach, diventa mental coach. Okay? Tutti possiamo diventare mental coach. Lo psicologo dello sport invece ha un percorso formativo ampio ed è centrato proprio sull'attenzione verso la persona. Quindi se non si conoscono bene i meccanismi di come funziona la nostra mente, è molto difficile, molto spesso si fanno danni. Guardi, le faccio un esempio pratico. La motivazione. Ma io voglio essere motivato, tanto a me non mi interessa lo psicologo, no, perché tanto mi interessa essere motivato. Sì, però la scienza ci dice che non puoi motivare nessuno che non sa automotivarsi. Quindi se io vado a motivare una persona che in quel momento non è pronta a sentirsi dire determinate cose, vado a fare un danno. Quindi bisogna anche agire con molta professionalità e sapere come funzionano tutti i nostri meccanismi psicologici. Se non si sa questo, si fanno anche, insomma, dei danni. Quindi voglio lasciare questo messaggio: attenzione, quando vi approcciate a un professionista, controllate bene che professionista è il background, quindi che cosa ha fatto, che cosa ha studiato e che cosa vi propone, perché andiamo a lavorare con componenti che sono proprie appunto della psicologia. Infatti, quindi sono leve molto delicate che si vanno a toccare e possono essere anche con delle compromissioni poi di lungo periodo. Tra l'altro, commettere degli errori in questi ambiti può essere veramente grave. Guardi, è capitato di grandi atleti d'élite che sono arrivati a vincere delle medaglie molto importanti e dopo hanno avuto un crollo perché, come parlavamo prima, perché non sono stati abituati a che cosa c'è dopo la vittoria, no? E quindi è lì, come dicevo prima, lo psicologo dello sport ha un approccio che è centrato sul benessere, quindi il nostro percorso è un percorso che accompagna l'atleta a performare bene. È bello questo di benessere perché infatti è nella sua qualifica, no, dello sport del benessere, perché quindi fa correlare la performance sportiva a uno stato anche di benessere psicologico, psicofisico, perché se uno sta bene anche durante lo sforzo atletico, sente dolore, ma un dolore per lui positivo, magari per un altro non lo è, ma per lui è positivo, senza dubbio non lascerà quell'attività perché diventa una specie di doping, di droga, no? Di se stessa. Sì, anche qua ha toccato un punto importante, scusi, il dolore, la gestione dell'infortunio. Anche qua è come lo gestiamo un infortunio dove un atleta deve stare fermo mesi. Mamma mia. Quindi come anche gestiamo? Lì serve lì c'è tutto un lavoro molto particolare che viene fatto, quindi di prevenzione e anche di gestione, di accompagnamento dell'atleta durante l'infortunio, perché poi quando l'atleta entra in campo ha paura di farsi male, ha paura di rifare quel gesto tecnico che l'ha portato a, che ne so, uno strappo muscolare, a una rottura di qualche legamento. Quindi c'è un lavoro molto importante che va fatto anche sul dolore. Molto spesso atleti d'élite che hanno male ma continuano e portano avanti la loro partita fino alla fine. Quindi come fai a non focalizzarti sul dolore in quel momento, no? È un'attività mentale, è un esercizio mentale. È un esercizio mentale, però è proprio per questo è importante allenare la mente, perché noi non abbiamo la bacchetta magica. Molto spesso ci chiamano tipo a fine campionato, dobbiamo vincere, non dobbiamo retrocedere. Sì, ma in un mese cosa possiamo fare? Cioè non abbiamo la bacchetta magica, non diamo false promesse. Sì, vi promettiamo che in un mese non retrocedete. È un percorso che si costruisce passo dopo passo. È un percorso che si costruisce passo dopo passo. Ecco, io la ringrazio tantissimo, siamo giunti al termine. Insomma, speriamo di aver fatto, cari telespettatori, un po' di chiarezza su alcuni aspetti molto importanti, sulla anche l'importanza di certe figure professionali che possono dare un supporto strategico. E ci
sta dietro le quinte anche di grandi performance atletiche, di grandi personaggi del mondo dello sport e non solo delle competizioni. Grazie dottoressa Francesca Stecchi di essere stata qui con noi, psicologa clinica e dello sport, membro della consulta della psicologia dello sport e del benessere, Ordine degli Psicologi del Veneto. Grazie anche a lei, grazie a voi telespettatori di averci seguito, a presto.